Benvenuti in un nuovo video. Siamo a Castiglione dei Genovesi e fra poco faremo l'escursione sul Monte Tubenna che sta alle mie spalle. Questa che vedete è la casa dove è nato Antonio Genovesi il 1° novembre del 1713. È stato sacerdote, scrittore, filosofo, ma particolarmente è ricordato come economista. Infatti è stato il primo docente di una facoltà di economia al mondo, facoltà di economia che fu istituita all'Università di Napoli nel 1754, un record per Napoli e per il Regno di Napoli, un record mondiale. Antonio Genovesi poi è morto a Napoli il 22 settembre del 1769. Guardate dove mi trovo, dove siamo riusciti ad arrivare. Alle spalle ci sta Castiglione dei Genovesi con le sue frazioni, giro la macchina fotografica. E vedete, da lontano si vede Salerno e la costiera amalfitana. Bellissimo, bellissimo, e non è finita. Arrivederci al prossimo video di una nuova escursione in un altro posto meraviglioso.